Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Oggi siamo alla centrale di Ponte Molo. L'impianto di potabilizzazione di Taglio di Po, dal giugno scorso, raggiunto dal Cuneo Salino, aveva richiesto l'attivazione del piano di emergenza per continuare a garantire l'erogazione del servizio ai cittadini. Le analisi sull'acqua del Po, grazie all'aumento della portata presente nel corso d'acqua, hanno riportato valori di conducibilità e salinità paragonabili a quelle dello scorso mese di maggio, rendendo dunque possibile la ripresa della piena funzionalità della centrale. Nei prossimi giorni comunque il dissalatore resterà a disposizione dell'impianto per essere utilizzato qualora dovesse riscontrarsi una nuova risalita del Cuneo Salino. Ascoltiamo Giacomo Carletti, responsabile del settore potabilizzazione di acque venete, in un'intervista radiofonica a Radio 1 Rai. Il dissalatore che abbiamo portato alla centrale di Ponte Molo ha funzionato da fine giugno a fine luglio, ovvero per il periodo in cui le condizioni di salinità del Po erano tali da permettere l'utilizzo di questa macchina. A fine luglio fino alla settimana scorsa le condizioni sono peggiorate in maniera talmente gravosa che non era più possibile utilizzare il dissalatore, ovvero non venivano garantiti i rispetti dei limiti di legge, e quindi abbiamo optato per effettuare delle manovre idrauliche in rete e raggiungere tutto il territorio servito dalla centrale di Ponte Molo da un'altra fonte di approvvigionamento, ovvero dal SAVEC, pur sapendo che questa era una manovra di emergenza che avrebbe potuto comportare delle leggere sofferenze in termini di pressioni ai cittadini che comunque hanno sempre avuto acqua potabile. Riprenderemo la piena funzionalità della centrale di Ponte Molo perché le condizioni un po' sono decisamente migliorate. Comunque il dissalatore rimarrà presente in centrale e pronto ad essere utilizzato se si dovesse ulteriormente riscontrare un peggioramento della salinità del fiume.